Dal primo momento abbiamo deciso proprio come amministrazione, come Consiglio Comunale, di aderire a questo appello che c'era umanitario da parte degli sfollati e quindi abbiamo messo subito a disposizione la nostra disponibilità ad ospitare qualche famiglia. Grazie, devo dire, anche a Beniamino Biondi, e subito ci siamo attivati e nel giro di pochi giorni siamo qui a dare il benvenuto a questa famiglia. La città di Agrigento ha risposto ieri con una raccolta di beni di prima necessità per aiutare Svitlana e i suoi 3 figli, e soprattutto la città di Ioppolo ha risposto con l'accoglienza, fornendo immediatamente a stretto giro, in pochissimi giorni, un appartamento autonomo per questa famiglia, con tutti i comfort, sostenuti soprattutto dall'affetto e dalla solidarietà degli ioppolesi, che davvero stanno vivendo con entusiasmo queste prime ore e vogliono stringersi intorno a questa famiglia, offrendo anche un messaggio di pace, di speranza e di solidarietà nei confronti di un popolo offeso, martoriato, che è un popolo sovrano che è stato ingiustamente aggredito. È un gesto che richiama il nostro essere umani, il nostro essere tutti all'interno di questo grande mondo, tutti fratelli e sorelle. È un gesto di grande solidarietà, di condivisione. Il mondo oggi ha bisogno sempre di più di questi gesti di apertura, di accoglienza anche a chi è diverso, a chi è lontano, a chi non appartiene culturalmente al nostro territorio, e quel senso dell'apertura, dell'accoglienza vuole essere proprio questo il messaggio principale, ecco, che vogliamo dare come comunità ioppolese. In maniera spontanea, con grande generosità, ha manifestato proprio il senso dell'accoglienza, dell'apertura, della solidarietà in tutti i sensi. Hanno vissuto con tantissime difficoltà perché praticamente sapevano che doveva iniziare la guerra, però non immaginavano, non credevano che poteva succedere questo disastro, e hanno vissuto veramente un disastro. Sono dovuti scappare dall'Ucraina con i bambini per evitare che i bambini vedevano il terrore che sta succedendo dell'aggressione russa.